Ora, prima di cominciare un altro brano, che sarà un brano molto raffinato, che si chiama Ah ben dai, ah ben dai. Riascoltiamo queste parole che sono l'incipit di una grandissima opera. Dante, Divina Commedia, che inizia proprio ricordandoci un'esperienza di paura. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che da diritta via era smarrita. Ai, quanto a dir qual era e cosa dura esta selva selvaggia e aspra e forte, che nel pensier rinnova la paura. Dante. Anche Dante ha provato paura nella selva oscura, con le tre fiere che incombevano, il male. Anzi, ciò che il nostro pellegrino Dante, guidato poi da Virgilio, non conosce e teme. Ecco il timore per ciò che non conosciamo, che non riusciamo a riconoscere. E quindi quella di Dante è in qualche modo un rito iniziatico, come si usava nelle società primitive. Gli adolescenti venivano, come dire, messi alla prova, dovevano provare paura per iniziarsi alla vita. Così Dante ha perso l'orientamento. Dante potrebbe urlare come faceva quel personaggio del quadro di Munch che prima ricordavo, che urla disperato, si mette le mani nella testa, sulla testa, e non vede nulla, ha gli occhi sbarrati. Dante non vede nulla e questa paura si rinnova nel terzo canto dell'Inferno, quando trova scritto all'entrata: lasciate ogni speranza, o voi che entrate. Poi certo c'è Virgilio, ma questa paura è in qualche modo ciò che tutti dobbiamo attraversare iniziaticamente per iniziarci alla vita. Voler eliminare le paure è da idioti, ripeto, è da idioti. Vuol dire non essere in grado di confrontarsi con l'umano in quanto tale. L'umano ha a che fare con l'ignoto, con lo sconosciuto. Qualche filosofo, uno a me caro, grandissimo, Andrea Emo, scrive che la conoscenza non produce la trasformazione dell'ignoto nel noto, ma è il contrario. Il conoscere, svolgendo ciò che già sappiamo, ci mostra progressivamente quanto esso è ignoto e lo riconsegna all'ignoto. Guai a temere l'ignoto. Lo temiamo, certo, ma questo timore è ciò sfidando il quale noi potremo essere degni della nostra natura, ammesso che si sia natura, ammesso che si sappia cosa sia la natura. E se l'essere, come Leopardi ci insegna, se l'essere umano fosse quella straordinaria innaturalità prodotta dalla natura, il paradosso dei paradossi. L'essere umano, capace di artifici, sommi artifici, cos'è se non un prodotto della natura? Ma lì la natura in noi si fa mostruosa, straordinaria, portatrice di taumazzi. Ecco, quindi parlare della paura è parlare di qualcosa che ci riguarda sempre, che non va eliminato. Oggi tutti chiedono ai politici di eliminare la paura. È da sciocchi. La paura va affrontata. Si matura al cospetto della paura. La paura è ciò che può farci crescere. Se gli umani anticamente non avessero avuto tutte le paure che hanno avuto, non saremmo mai arrivati lì dove siamo arrivati, ammesso che si sia arrivati da qualche parte. Ma ora, bando alle ciance, riprendiamo con questo brano, che è un brano apparentemente sereno,
ma c'è una sua anima inquietante che si dà in una sorta di ripetitività.